Buonasera a tutti, buonasera. Allora, per iniziare vorrei leggere un testo che si trova nella lettera di Paolo a Tito, capitolo 2, versetto 14. Che dice così: Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Molto bene. Sappiamo che siamo qua perché Gesù ha dato la sua vita per noi, sappiamo che siamo qua perché un giorno Gesù ha dato se stesso per ognuno di noi. Quindi approfittiamo questa opportunità affinché Dio possa non solo lavorare nei nostri cuori, ma soprattutto ringraziare per il dono della vita, per il dono che un giorno è stato acquistato sulla croce, che il nostro, non direi compito, ma soprattutto il nostro piacere sia proprio quello di venire qua e dare e fare il nostro meglio al nostro Signore. Preghiamo. Signore, nel nome santo di Gesù, che tu possa veramente parlare ai nostri cuori stasera, che tu possa veramente ricevere, Signore, la nostra adorazione, il nostro culto, il nostro meglio. Che tu possa parlare ai nostri cuori, che noi possiamo veramente offrire, Signore, il nostro meglio, e che tu, Signore, possa riempire il nostro cuore di gioia affinché tutto quello che noi facciamo qua sia proprio una cosa, Signore, per ingrandire il tuo santo nome, che tu possa essere contento di quello che noi stiamo facendo qua, affinché tu, Signore, possa ricevere il nostro meglio. Nel nome santo di Gesù, amen. Amen. Alziamoci in piedi per lodare il nostro Signore. Dio, la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te, alleluia, 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 lodiamo te, perché tu sei. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Sei buono tu, sì lo sei, sì lo sei, sì lo sei. Così buono, sì lo sei, sì lo sei, sì lo sei. Sei buono tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre sei buono tu. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia
gloria dura per sempre. Gente di ogni nazione e tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Perché tu sei. Perché tu sei. Sei buono tu. Io ti cerco, vengo a te, Signore, mentre ancora in silenzio sei. Io ti cerco e adesso aspetto te, rivelati a me, Signore, voglio te. Signor, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Sto seguendo, sto cercando te. La corona conquista, solo tanto, niente può fermarmi perché sto seguendo te, Signore, voglio te. Signor, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Signor, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Grazie Signore per la giornata che ci hai dato oggi, Signore. Grazie per la settimana che hai fatto passare, Signore. Grazie per tutto quello che hai fatto durante questa settimana, durante questo mese, Signore. Benedici la settimana che verrà, i giorni che verranno, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio.
Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre, Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre. Nell'altezza, nelle profondità, nella potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Nell'altezza, nelle profondità, nella potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Spirito Santo, canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre, lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, ed il mio spirito grida grazie per l'adozione. Abba, Padre. Nell'altezza, nelle profondità, nella potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Nell'altezza, nelle profondità, nella potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni. Abba, Padre, grazie per l'adozione.
sei, tornando all'innocenza, credere in te, ma a volte sono forzato dalla voglia di crescere, con un cuore indipendente, smetto solo credere. Non posso vivere lontano dal tuo amore, Signore. Non posso vivere lontano dal tuo affetto, Signore. Non posso vivere lontano dal tuo abbraccio, Signore. Per te sarò come un bambino e ti amerò per ciò che sei, tornando all'innocenza e credere in te, ma a volte sono passato dalla voglia di crescere, e con un cuore indipendente smetto solo di credere. Non posso vivere lontano dal tuo amore, Signore. Non posso vivere lontano dal tuo abbraccio, Signore. Non posso vivere lontano dal tuo abbraccio, Signore. Non posso vivere lontano dal tuo amore, Signore. Non posso vivere lontano dal tuo affetto, Signore. Non posso vivere lontano dal tuo abbraccio, Signore. Abbracciami, 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 tutto il tuo cuore, abbracciami, 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 tutto il tuo cuore. Grazie Signore per la giornata che ci hai dato, Signore. Benedici la pratica di dopo, Signore. Benedici le parole che Miguel darà a noi, Signore. Benedici l'insegnamento che tu dai, Signore. Benedici la giornata di oggi, la giornata di domani, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi.
Molto bene. Allora, continuando quindi con la lettera ai Galati, leggiamo oggi dal capitolo 3, Galati capitolo 3, dai versetti 26 e leggeremo anche il capitolo 4 fino al versetto 7, che è la sequenza. Quindi dice così: perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Capitolo 4. Io dico, finché l'erede è minorenne, non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal Padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del tempio, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Così tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede per grazia di Dio. Preghiamo. Signore, nel nome santo di Gesù, che la tua parola possa veramente oggi fare qualcosa di diverso nei nostri cuori, che qualcosa di nuovo possa essere veramente sbloccato nella nostra vita e attivato nel nostro spirito. Nel nome santo di Gesù, così ti chiediamo. Amen. Molto bene. Finora abbiamo visto che nel capitolo 3 Paolo inizia a, ragionare e soprattutto cercando di scrivere ai Galati per quanto riguarda la dottrina. E penso che queste settimane che abbiamo predicato, che abbiamo visto la lettera ai Galati, abbiamo visto che Paolo puntava sempre su una direzione, cioè indicava quello che i Galati dovevano fare. E penso sia molto chiaro per tutti noi, no? Che la salvezza è solo tramite la fede in Gesù Cristo. Interessante che in questo capitolo 3 Paolo cerca sempre di fare dei paragoni. Il primo paragono che lui ha utilizzato è stato quello della legge e la fede. Il secondo paragono che ha fatto è la legge versus la promessa, e adesso lui inizia a parlare di maturità essa che lui inizia a contrapporre con il fatto della legge, che questa maturità praticamente ci porta ad avere libertà, mentre invece la legge ci porta a essere schiavi. È quello che Paolo sta scrivendo in questa parte qua. E voi potete dire, vabbè dai, ma tutto quello che abbiamo visto finora parla e praticamente indica sempre la stessa strada. Sì, indica sempre la stessa strada, ma è molto interessante che quando Paolo usa di questi argomenti qua, lui parla molto chiaro per quanto riguarda di questi paragoni che noi oggi potremo vedere non solo su questa lettera qua ai Galati, ma anche quando scrisse ai Romani, che sono dei testi che noi vedremo oggi. Quindi su questo capitolo 3 qua, lui alla fine di questo capitolo qua, lui parla che c'è una condizione per essere figli di Dio, e questa condizione è che tutti noi dobbiamo credere in Gesù. Interessante che io non so voi, ma io ho già sentito tanto questa cosa, no? E soprattutto in Brasile si dice tanto, si dice così: sì, vabbè dai, perché non posso fare questa cosa qua? Perché anche io sono figlio di Dio. Perché non posso magari, non so,
guardare questa serie TV o mangiare questa bella piccagna qua perché anch'io sono figlio di Dio. Non so voi, ma questo ho già sentito tante volte. Però questo è anche una mezza verità. La Bibbia ci dà una condizione, perché per essere figlio di Dio dobbiamo credere in Gesù Cristo. Nel versetto 26 dice così: perché siete tutti figli di Dio per la fede in Gesù Cristo. Qua c'è una condizione. Se noi siamo veramente figli di Dio, siamo anche dei credenti in Gesù Cristo. Ma questa credenza non è soltanto dire vabbè dai, io credo in Gesù Cristo come il mio Signore e Salvatore. Posso anche capire che se abbiamo confessato con la nostra bocca, sì, questo è un motivo. Però la credenza in Gesù Cristo ci porta anche ad avere dei certi comportamenti, dei certi, atteggiamenti. Ed è questo che l'Apostolo Paolo praticamente ci sta dicendo in questa lettera qua. Quando lui parla di figli di Dio, lui sta praticamente, mettendo nella stessa proporzione che un figlio di Dio può essere un figlio maturo o può anche mancare della maturità. E perché lui sta parlando appunto di questa cosa qua? Come abbiamo visto finora, lui mette da una parte la legge e da un'altra parte la fede. Quindi per quelli che vivono per la legge sono quelli che in teoria sono ancora quelli che mancano maturità, e quelli che credono in Gesù Cristo attraverso la fede e che sono giustificati attraverso la fede in Gesù Cristo sono quelli che sono già liberi, che non sono più schiavi di questa legge. Pensate quindi un attimo, se io sono uno schiavo, cioè se devo appunto essere accettato, oppure devo essere proprio visto di un'altra maniera solo per quello che faccio, vuol dire che a me non serve appunto credere in qualcosa. Vi faccio un esempio, un'illustrazione. Chi qua ha preso la patente? Ok? Chi ancora sta facendo la patente o che la farà ancora? Perfetto. Non so se a casa vostra c'è stato quel discorso così: guarda che se veramente prendi la patente ti darò una macchina. Bel papà, no? Ti darò una macchina. Oppure guarda che se tu superi quell'esame in università ti darò questa determinata cosa. Quanti di voi avete già sentito questa cosa? Secondo voi questa è una promessa o è un contratto? È un contratto, non è una promessa, perché la promessa non dipende da un qualcosa, mentre invece un contratto dipende sempre di un qualcosa. Tu devi fare questo qua affinché tu possa avere questa cosa qua. Chi è sposato sa benissimo, no? Se tu lavi i piatti stasera, io domani ti farò questa cosa qua. È un contratto. Devo fare qualcosa per meritare un qualcos'altro. Quando Paolo scrisse questa cosa qua ai Galati, lui sta parlando di promessa. Una promessa appunto non dipendeva di niente. Cioè Dio, quando ha promesso appunto che la generazione, soprattutto la discendenza di Abramo, sarebbe benedetta attraverso la fede di Abramo, non stava dicendo: guarda Abramo, che quando tu peccherai in quel punto là, quando non avrai fede in me, soprattutto nel dire che Sara non è la tua moglie, o soprattutto quando invece di non portare Lot con te e tu lo porti comunque, io non ti darò niente. Questa non è la promessa di Dio. Dio ha detto: io ti farò benedetto comunque, le nazioni saranno benedette comunque attraverso di te. Questa è la promessa, perché non dipendeva da Abramo, dipendeva solo da fede che lui trasmetteva in Dio. E per capire bene questa cosa, apriamo le nostre Bibbie, lettera agli Ebrei, capitolo 6, versetto 13. Dice così: infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui,
giurò per sé stesso, dicendo: certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti, gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi, quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Qua l'autore agli Ebrei, sta dicendo che quando Dio fece la promessa da Abramo, doveva, non direi adattarsi a quella cultura, ma soprattutto, capendo la situazione di Abramo e soprattutto dell'essere umano, doveva giurare per qualcuno, perché quella era la tradizione e quella era la cultura. Dovevano giurare per uno che era più grande di lui. Non so qua, ma ad esempio quando eravamo a giocare per strada, quando noi dovevamo dire qualcosa, dicevamo sempre: no, io giuro per la mia mamma che questo è successo. Io giuro, perché noi dovevamo sempre giurare per qualcuno maggiore, per portare appunto fiducia su quello che stavamo dicendo. Quello che l'autore agli Ebrei stava dicendo è che quando Dio fece la promessa ad Abramo, affinché l'uomo potesse capire, soprattutto Abramo, che quello che Dio stava dicendo era una cosa giusta e soprattutto che portava fiducia, stava dicendo appunto che ha giurato per sé stesso. Ha giurato nel suo nome, ha detto: io ti farò benedetto e ti sto giurando nel mio nome, affinché tu possa veramente capire che quello che ti sto dicendo è la verità. E lui continua, l'autore agli Ebrei, e dice così: infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. L'interessante è che quando è arrivata la nuova alleanza in Gesù Cristo, Matteo capitolo 5, versetto 34-37, dice che Gesù ha detto ai suoi discepoli, quando stava facendo la predica la predica, oddio mi è sfuggita adesso, però Matteo capitolo 5, quando lui sta parlando, la predica, e dice così: non giurare per chiunque. La tua parola deve avere appunto verità, deve portare fiducia su quello che dice te. Quindi quello che Gesù sta dicendo a ognuno di noi è che adesso è cambiato, non serve più che noi dobbiamo giurare, perché la nostra parola deve avere appunto fiducia, dobbiamo portare fiducia su quello che noi stiamo dicendo, ed è appunto che quando noi andiamo a sposarsi dobbiamo andare davanti al nostro pastore e dire così: guarda, io giuro che l'amerò, io giuro che non la tradirò mai, io giuro che porterò rispetto, io giuro che porterò tutte queste cose. Quelli lì sono i nostri giuramenti che facciamo nel momento in cui siamo davanti al pastore. E quando Gesù sta parlando esattamente di questa cosa, sono le nostre parole che adesso devono portare fiducia. Però in quel momento là, affinché il popolo potesse credere appunto in Dio, questa promessa che è stata fatta ad Abramo si è compiuta in Gesù Cristo. E Paolo continua quindi a dire ai Galati un'altra cosa. Torniamo quindi al capitolo 3. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Quando Gesù è arrivato e compiuta la promessa, quindi tutto quello che era stato promesso si è compiuto in Gesù Cristo. Ok, ma perché? Perché adesso siamo tutti in uno. Non c'è greco né giudeo, cioè siamo in una chiesa sola. Cioè attraverso Gesù Cristo noi adesso possiamo appunto avere la stessa comunità, perché noi adesso siamo eredi attraverso quella promessa che è stata fatta attraverso di Abramo. Ma la cosa interessante è che quando lui nel versetto precedente dice che dovevano esserci dei precettori, cosa vuol dire un precettore? Il versetto 23 e 24 parlava che
la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo. Cosa vuol dire un precettore? In quell'epoca c'era un precettore che prendeva cura di un bambino. Quando il bambino nasceva, questa persona, cioè il padrone della casa, il patrus familia, portava un schiavo, che molto probabilmente era uno schiavo, a prendere cura di quel bambino, perché il padre non lo faceva. Era diverso ad esempio dalla cultura ebraica, che loro avevano appunto un rabbino per prendersi cura e per insegnarlo. Nella cultura greco-romana in quel periodo questo schiavo era responsabile per prendersi cura non solo dalla parte, diciamo, dell'insegnamento, ma prendersi cura anche a livello, diciamo, fisico di quel bambino là. Quindi lui lo portava fino a un compimento, diciamo, del 18 anni, affinché quel bambino là avesse l'opportunità di essere quindi l'erede di diritto. Quando lui sta parlando di questa maggiorità qua, di questi bambini, lui sta dicendo nella sequenza qua fino al versetto 7 che tutti questi bambini non avevano ancora il diritto di accedere a quella eredità perché non avevano ancora e non erano ancora maggiorenni. Quindi, se ci pensiamo bene, quegli schiavi non erano diversi di quei bambini. Perché? Perché loro si assomigliavano tanto. Non so se avete mai sentito parlare di questa cosa, ma anche la psicologia dice che noi siamo la media delle 5 persone di cui conviviamo di più. Quindi immaginate che un bambino che cresce insieme a questo precettore, cioè quello che ci porta fino alla nostra età dei 18 anni in cui diventeremo maggiorenni, noi saremo uguali a quelle persone là. Quello che Paolo sta dicendo è che la legge era la stessa cosa di un precettore. Non aveva la capacità di diventarci erede, cioè non aveva la capacità di farci appunto diventare eredi di tutto quello che Gesù aveva per noi. Però la legge era un precettore, aveva il suo compito, aveva la cosa buona, cioè di portarci a Cristo, che è la nostra eredità, che ci fa apprendere appunto a cedere a questa eredità, ma ci porta anche a capire che noi eravamo dei bambini nel momento in cui noi non capivamo ancora, ed era questo che l'Apostolo Paolo stava dicendo. Voi che non avete capito ancora il vero Vangelo siete dei bambini, siete delle persone che necessitano ancora di avere cioè di diventare maggiorenni per avere accesso a tutto quello che il nostro Dio vi può dare, perché non potete accedere se continuate ad essere bambini. E quando lui parla di bambino è perché lui stava parlando che tante persone che volevano ancora e soprattutto conoscevano ancora la Bibbia non avevano capito ancora che Gesù Cristo fosse veramente il compimento della legge. Quindi se noi non abbiamo capito ancora, quello che Paolo sta dicendo è che noi siamo dei bambini. E qua non c'entra se, e soprattutto l'argomento che l'Apostolo Paolo sta dicendo non è per quanto riguarda l'età. Lui non stava parlando che il bambino fosse magari, non so, che ne avesse 9, 10 anni. Questo era uno spazio, cioè non dipende dall'età, ma dipende dalla maniera in cui approcciamo una determinata situazione. Quindi, portando alla nostra realtà, possiamo parlare magari di persone che ne hanno 50, 60 anni, che sono in chiesa già da 40 anni, che sono ancora bambini. E che magari stiamo parlando di persone che ne hanno 15, 16 anni, che sono già adulti, perché hanno già capito il vero Vangelo. Quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo è che non dipende dall'età, dipende dalla maniera in cui capiamo esattamente il vero Vangelo. E mi fa tornare un'altra volta al Vangelo di Luca capitolo 15, quando Gesù racconta le 3 parabole e l'ultima parabola è del figlio prodigo. Lui parla che tutti e 2 i figli si trovavano persi, nonostante uno si trovasse dentro casa. Perché? Perché quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo è che nel momento in cui io cerco sempre di relazionarmi con il nostro Signore nella maniera in cui penso di avere dei meriti, sono un bambino. No, farò questa determinata cosa qua perché molto probabilmente Dio farà una gran cosa per me. Non è questo. Il vero Vangelo vuol dire che noi dobbiamo relazionarsi con il nostro Dio attraverso la fede. Non perché faccio qualcosa e poi voglio una ricompensa in scambio. Non è
è che devo appunto prendere la patente per poi avere la macchina, non è che devo superare questo esame in università affinché il mio papà mi dia qualcosa. Con Dio non funziona così, che non vuol dire che noi non dobbiamo comportarci come Dio vuole, è diverso, è la motivazione del nostro cuore che deve cambiare. Quello che Gesù stava dicendo in quella parabola, lui stava dicendo ai farisei, perché all'inizio del capitolo 15 lui inizia parlando con i farisei quando inizia a raccontare le parabole. Quindi il focus di quella parabola non è il figlio più piccolo che se n'è andato, ha perso tutto e poi è tornato a casa. Il focus di quella parabola è per dire che tutti quanti sono persi se non credono veramente in Gesù Cristo. Il focus di quella parabola è per dire che nonostante il figlio più grande sia rimasto a casa, sia stato lì fedele, ha fatto tutto, ma ha fatto con la motivazione sbagliata. Ed è per questo motivo che tanti di noi dobbiamo aprire i nostri occhi, fare tanta attenzione nel momento in cui veniamo in chiesa. Caspita, io vengo in chiesa per quale motivo? Perché voglio qualcosa in scambio col mio Dio, col mio Signore? O vengo soltanto perché il mio amico viene? O vengo soltanto perché il mio amoroso viene? O vengo soltanto perché la mia amorosa viene? Cioè, vengo perché, non so, ho visto il post sull'Instagram e mi sembra proprio carino quel sabato lì. Quello che Dio vuole da noi è che noi diventiamo delle persone adulte nel suo confronto. Non vuol dire che non possiamo scherzare, che non possiamo ridere, che ogni tanto fare delle battute anche che sembrano della media, no, della scuola media. Però ogni tanto sento sta cosa a casa. Fai delle battute che sembri un bambino. Però non vuol dire che noi non dobbiamo, sai, avere un rapporto diverso con il nostro Signore. Ed è questo che l'Apostolo Paolo stava dicendo ai Galati. Nel momento in cui voi continuate a pensare che la legge sia quella perfetta, non avrete mai l'opportunità di capire esattamente quello che Gesù Cristo ha fatto per voi. La legge è stata solo un precettore. La legge è stata soltanto un precettore che vi ha portato a Gesù Cristo. La legge ha avuto solo la funzione, il ruolo di portarvi a Gesù Cristo. Perché voi non differisci da nulla, cioè la legge non differisce da nulla di un precettore. Ha avuto lo stesso proposito, ha avuto lo stesso scopo di portarvi a Gesù Cristo. E quindi quando lui usa esattamente questa, diciamo, figura, è per fargli capire che quando è arrivato Gesù Cristo è arrivata anche l'eredità. Quindi c'è stata una promessa, come abbiamo visto, c'è stata una persona o un qualcosa che ha portato il popolo fino a Gesù Cristo, che è stata la legge, è stato il precettore, è come se avesse preso in mano, adesso camminate qua, vi mostro la direzione, vi do l'indicazione da come arrivare, come arrivarci, e adesso siamo qua davanti al nostro Signore Gesù. E qual era la funzione, cioè qual era lo scopo? Di farci diventare eredi, figli di Dio, come abbiamo visto nel versetto 26. Siamo figli di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo. Ma come possiamo capire che abbiamo accesso quindi a questa eredità? E vi faccio la domanda: c'è qualcuno qua che capisce esattamente che siamo eredi? Capite esattamente che siamo eredi? Perché magari il fatto di venire ogni sabato in chiesa, magari ogni domenica, ci scappa ogni tanto, ci sfugge questa cosa, questa potenza dello Spirito Santo, questo accesso che abbiamo. Cioè, timbrare il cartellino, il badge, è come se noi stessimo venendo al lavoro e perdiamo quella cosa là di avere veramente un rapporto di intimità con il nostro Signore. E per capire questa cosa, l'Apostolo Paolo dice nel capitolo 4,
nel versetto 4, che quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli di Dio, Dio ha mandato lo spirito del figlio nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Però lui usa qua un termine che non so a voi, però in Brasile non è ben accettato così. La parola è adozione. Io non so voi, ma tante volte ho già pensato, ma scusa, ma perché Dio usa proprio questa parola adozione? Chi ha il fratello più piccolo, magari il fratello più grande, magari ha già sentito sta cosa, no? Ha detto così, ma sei figlio adottivo. Proprio per prendere in giro quello là, sei figlio adottivo. Cioè non sei figlio della nostra mamma, del nostro papà, sei figlio adottivo. Quindi Dio ci sta prendendo in giro qua quando dice figlio adottivo? Dio è così cattivo? Adesso vi faccio una domanda, Dio è cattivo o buono? Quindi adozione qua che cos'è? Dio ci sta prendendo in giro? Non credo, vero? Sì o no? Ragazzi, guarda che offendete il Signore così. Ma c'era un contesto. Apriamo le nostre Bibbie, Romani capitolo 8 versetto 15. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Paolo usa lo stesso, argomento ai Romani. Vi ricordate che la Colonia, cioè quella provincia della Galazia, era una provincia romana. Perciò, qual era il contesto in cui questo versetto era proprio scritto e si trovava? Dobbiamo quindi capire la cultura e soprattutto capire esattamente il perché Paolo aveva scritto questa cosa. Allora, nella cultura greco-romana dell'epoca, il padre biologico poteva rinnegare il figlio. Fino al 9° giorno di vita di quello bambino, il padre non dava un nome al suo figlio, cioè biologico. Fino al 9° giorno poteva lasciarlo là con la sua mamma senza dargli nessun nome. E la cosa interessante è che nel 9° giorno c'era una cerimonia che si chiamava Dies Lustricus, in cui il bambino era messo proprio in mezzo e il padre arrivava là e guardava proprio la faccia del figlio e diceva così: beh, questo qua avrà un futuro, e lo prendeva nelle braccia. E quello era come se lui stesse dicendo: questo qua avrà un bel futuro, questo sarà il mio figlio. Ma poteva anche succedere che quando lo guardava in faccia diceva: non lo voglio, ed era proprio rinnegato, nonostante fosse il suo figlio biologico. L'adozione invece era quella in cui un padre guardava il suo figlio e diceva così: nonostante tutto quello che ti succede, nonostante tutto quello che accadrà nella tua vita, io ti sto adottando. E nel momento in cui era adottato non poteva più essere rinnegato. Quindi quello che Dio sta dicendo per ognuno di noi è che noi non siamo figli biologici di Abramo, ma noi siamo figli di adozione di Dio, perché un giorno Lui ci ha acquistato e soprattutto conquistato su quella croce. E se noi siamo figli dell'adozione, vuol dire che oggi Dio non potrà mai rinnegarci, non potrà mai spingerci. Quindi attraverso questa cultura qua e soprattutto l'adozione era una cosa più forte che magari il padre biologico aveva col suo figlio. Immaginate che tante volte la persona dice così: vabbè, padre è quello che è presente tutti i giorni, non solo quello che ha il sangue di questo bambino.
Ma quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo è che questo spirito e soprattutto questo sigillo che è stato messo nei nostri cuori nel momento in cui Gesù Cristo è stato morto e soprattutto nel momento in cui abbiamo detto io credo in te Gesù Cristo, è la dimostrazione che oggi noi siamo figli adottivi di Dio e che siamo proprio figli dell'adozione. E pensate che è la cosa più importante. Quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo è che nel momento in cui Dio si è consegnato per noi su quella croce, adesso siamo i suoi figli. Anche se il nostro padre, è questo che dice la Bibbia, e la nostra mamma ci abbandoni, lui non ci abbandonerà mai, perché siamo figli adottivi. Non siamo figli biologici e non siamo giudei, ma siamo figli adottivi. E questo spirito Abba Padre che grida dentro di noi, è quello anche che noi abbiamo cantato stasera, è quello che è la cosa più importante. Non vuol dire papito, non vuol dire che è il nostro papino, ma verso di lui questo Abba Padre che è un rispetto. È questo spirito, questo sigillo che è stato messo dentro di noi per dire adesso sei mio. E per concludere, quindi se volete venire Lucas. Efesini capitolo 1, 13-14. Se vuoi capire esattamente, ma non so se sono figlio di Dio ancora. L'Apostolo Paolo dice così, versetto 13: in lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'odi della sua gloria. La bella cosa è che nel momento in cui abbiamo consegnato la nostra vita, Dio ha messo questo sigillo in noi, lo Spirito Santo, per dire adesso sei mio. Non è come nel calcio, quando chiamano il VAR e l'arbitro dice così: a seguito di revisione il giocatore 5 ha toccato il giocatore 4, quindi fallo, decisioni finali, calcio di rigore, revoca della rete. Non è proprio così che funziona. Nel momento in cui abbiamo creduto in Gesù Cristo, abbiamo confessato Lui ha messo proprio questo sigillo dentro di noi, lo Spirito Santo. E questo ci fa capire esattamente che siamo figli di Dio e abbiamo il diritto dell'eredità attraverso la fede in Gesù Cristo. Però ricordiamoci, non sono tutti i figli che hanno accesso all'eredità, perché ci sono anche dei figli che sono figli, però se ancora minorenne non ha l'accesso e non ha il diritto. Dobbiamo essere maggiorenni, dobbiamo essere adulti, ed è per questo motivo che credo che Gesù ci sta chiamando appunto a questo luogo in cui tutti noi diventeremo maturi. E ribadisco, non dipende dall'età. Anche Stefano era giovane e lui si è messo proprio in una situazione in cui non ha detto di no davanti alle persone che facevano magari del male a lui, cioè nel senso non ha rinnegato la sua fede, anzi, ma non dipende dalla nostra età. Quindi noi che siamo giovani ancora, mi ritengo anche io giovane, la mia moglie fa così, però io sì, sono giovane, anche i capelli bianchi, ma sono giovane. Cioè, noi non possiamo rinnegare la nostra fede perché pensiamo che siamo troppo giovani. Non è così, perché la maturità non dipende dalla nostra età, ma dipende di capire esattamente il vero Vangelo. Amen.
Amen. Potete alzarvi in piedi, preghiamo. Signore, nel nome santo di Gesù, vogliamo ringraziarti per questo momento, affinché la tua parola, Signore, possa cambiare, Signore, la nostra maniera di pensare, la nostra maniera di ragionare, e che questo sigillo, Signore, che hai messo dentro di noi, che è lo Spirito Santo, questo sigillo, Signore, che è dentro i nostri cuori e che ci distingue, Signore, dalle altre persone, perché siamo veramente i figli tuoi, possa veramente, Signore, tutti i giorni essere riconosciuto e soprattutto essere dimostrato attraverso i nostri atteggiamenti, attraverso tutto quello che noi facciamo. Grazie, Signore, per questa benedizione, per questa eredità che un giorno è stata acquistata sulla croce, ma soprattutto che dipende anche da noi, dal fatto in cui noi dobbiamo essere veramente delle persone che capiscono esattamente qual è il vero Vangelo. Grazie per la legge, perché fino alla pienezza del tempo in cui Gesù Cristo è apparso, è stata responsabile per portare il tuo popolo davanti a Gesù Cristo e portarlo in maniera sicura e soprattutto in maniera che potevano capire esattamente chi era Gesù Cristo. Ma oggi noi sappiamo che la pienezza del tempo è già arrivata nel Signore, e attendiamo, Signore, il tuo ritorno. Attendiamo, Signore, affinché la redenzione sia veramente la cosa più aspettata della nostra vita. Quindi, Spirito Santo, continui parlando ai nostri cuori, e che tu possa fare l'opera che solo tu puoi fare dentro di noi. Nel nome santo di Gesù. Amen. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome. Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome.
profondità né potenza né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore, né altezza né profondità né potenza né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore, né altezza né profondità né potenza né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni, Abba, ed il Spirito grida, grazie per l'adozione, Abba, lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni, Abba, ed il mio spirito grida, grazie per l'adozione, Abba, lo Spirito Santo. Grazie Signore, grazie per essere stati adottati da te, Signore. Grazie che tu sei il nostro Padre, Signore. Grazie per la parola che ci hai dato oggi, Signore. Grazie per la giornata, Signore. Nel nome di Tuo Santo Gesù. Amen. Potete sedervi. Bene, passiamo quindi agli annunci di questa sera. Quindi piccoli gruppi, faremo quindi 2 piccoli gruppi, uno solo quindi con le donne e uno con i maschi, ok? Non dividiamo, quindi con le donne Amanda e con i maschi io, va bene? Per il campeggio, quindi vi ricordate, no? Dal 22 al 24 maggio 130 euro, quindi abbiamo già parlato tante volte qua, abbiamo già dato sempre le indicazioni, tutto quanto. Non so se è ancora possibile pagare in 2 rate, ma credo di sì, penso di sì. Però fino a fine mese, no? Prossima settimana, se non mi sbaglio, perché prossima settimana è già maggio, quindi se volete andare al campeggio e se dovete fare ancora le vostre iscrizioni, sapete che avete fino a questo mese per pagare in 2 rate, dopodiché sarà una rata unica. Poi abbiamo incontro delle coppie 16 maggio qua a Treviso ore 20, quindi dite ai vostri genitori che ci sarà quindi l'incontro delle coppie il 16 maggio qua a Treviso ore 20, e penso sia tutto. Per concludere quindi il nostro culto, non abbiamo fatto all'inizio ma faremo ora. Ricordiamoci che noi stiamo pregando quindi per la Chiesa perseguitata, questo mese stiamo pregando per lo Yemen, quindi mentre Lucas suona un po', facciamo dei piccoli gruppi di 3-4 persone e facciamo questo momento di preghiera e così possiamo finire il nostro culto, ok? Facciamo i piccoli gruppi, così preghiamo.
Signore, in nome di Gesù, che tu possa benedire, Signore, tutti quelli missionari che si trovano lì in quel paese. Signore, vorrei chiederti anche che tu possa mandare, Signore, degli aiuti, Signore, economici anche. Sappiamo della necessità che tutte queste persone che si trovano nel campo missionario hanno, non solo, Signore, di quello che stiamo facendo qua, di questo aiuto, Signore, tramite le nostre preghiere, ma tante volte anche della parte economica. Che tu possa, Signore, veramente dare, Signore, la condizione di persone che possono veramente aiutare economicamente, affinché tutti i tuoi missionari, Signore, abbiano le condizioni per sviluppare, soprattutto per parlare del tuo nome lì, e tutte quelle persone possono veramente, Signore, avere il cuore, Signore, aperto affinché possano ricevere il messaggio del Vangelo, e tante persone, tante vite possono veramente, Signore, essere cambiate attraverso il potere del Vangelo, del potere del tuo Spirito Santo. Che il Signore possa dare forza, Signore, a tutti questi missionari che si trovano lì, a tutte queste persone, Signore, che hanno bisogno del tuo aiuto, hanno bisogno, Signore, di questa forza, di questa grazia, Signore, che solo tu puoi dare. Nel nome santo di Gesù è così che ti ringraziamo, nel nome santo di Gesù. Grazie, Signore, anche per questo culto, e che possiamo, Signore, andare adesso ai piccoli gruppi, affinché tutto quello che è stato non solo predicato stasera, ma tutto quello che dobbiamo dirci, Signore, tra di noi, sia veramente un momento in cui sia di crescita, ma soprattutto un momento dove il tuo Spirito Santo parla ai nostri cuori. Nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Ci vediamo ai piccoli gruppi.